Assumo questo incarico in un momento molto difficile della vita della Regione e quindi cercherò di impegnarmi al massimo, di dare tutto quello che posso dare dal punto di vista umano e politico per affrontare i tanti problemi che esistono. Il problema della nuova fase è quello che ci stimola di più. Noi consideriamo conclusa una parte della vita di questa regione, conclusa positivamente, la vita di una regione caratterizzata dal suo impianto, dal suo sviluppo, dall'aver affrontato grandissimi problemi come il terremoto, il trattato di Osimo, la crisi che si è poi aperta di livello generale. Se ne apre un'altra che è legata alla volontà di cambiare, di ammodernare la regione e di dare risposte più incisive e puntuali alle tante esigenze che ci sono.